preoccupa la situazione idrica in Veneto, soprattutto per le risorse destinate all'agricoltura. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale Dario Bond. È un problema che dai dati che abbiamo va a trovare il suo picco intorno al 20 di luglio. Adesso l'Adige ha parecchia acqua derivata dal fatto che ci sono dei temporali forti durante il giorno in montagna. Il Piave non ha grandi quantità di acqua, ma quello che mi preoccupa è tutto l'asta del Po, perché domani ci sarà l'autorità di bacino del Po in quel di Rovigo, perché lì fondamentalmente noi siamo a valle di soggetti che prelevano in grandi quantità e lì il calo lo si vede e lo si tocca con mano. Non è che ci siano tante soluzioni in questo momento, bisogna però avere il coraggio di decidere sia a livello di nazione sia a livello di regione dove investire per fare dei bacini di accumulo, perché questo problema si riproporrà nel tempo. Lo abbiamo già visto 2 anni fa, 3 anni fa, ma lo vedremo e lo continueremo a toccare anche nei prossimi anni. Poi attenzione, c'è tutta una serie di questioni che io mi assumo la responsabilità. Abbiamo gli invasi montani, quindi praticamente i bacini che producono energia, che in parte anche sono di proprietà dei consorzi di bonifica, che sono pieni di ghiaia, che sono pieni di sabbia. In alcuni casi è impossibile fare uno svuotamento, perché si creerebbero dei danni ambientali incredibili. In alcuni altri casi si potrebbe fare. Ecco, lì bisogna intervenire e bisogna collaborare con Enel e lavorare con loro e con i nostri uffici e anche con gli uffici dei comuni in generale, perché lì dobbiamo in qualche maniera almeno lì cercare di creare volume per accumulare acqua, perché non c'è altro meccanismo. Ai nostri microfoni Alex Vantini, interrogato sul problema annoso di questi giorni della siccità. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Stiamo monitorando costantemente la situazione perché la preoccupazione è molto alta. Abbiamo visto che la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza per quanto riguarda la siccità. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo osservatorio per quanto riguarda il fiume Po e quindi stiamo monitorando. Chiaramente le alte temperature non aiutano perché i prelievi per irrigazione sono importanti, di conseguenza dobbiamo sperare che continui a piovere quantomeno nell'arco alpino e quindi che dia un po' di ricarica a quelli che sono le principali vene e corsi d'acqua della Regione Veneto. Ormai dobbiamo abituarci a questo clima e quindi grandi periodi di siccità, grandi momenti di burrasca tempestosi che provocano danni alle coltivazioni, ovviamente perché l'atmosfera si carica di energia. Quello che dobbiamo fare è infrastrutturare il territorio, come diciamo sempre, quindi abbiamo bisogno di calare a terra delle risorse che ci permettano di contenere la risorsa acqua per far fronte ai periodi di siccità e d'altro canto iniziare un percorso anche di risparmio irriguo nelle aziende agricole per le coltivazioni. Sono stati presentati 90 progetti di invasi a livello Veneto, poi che sono stati accolti diciamo dalla Regione. Alcuni di questi sono stati realizzati, poco più di una decina. Ovviamente, come dicevo prima, servono importanti risorse per mettere a terra tutta questa serie di investimenti. Parliamo di circa 1 miliardo di risorse, che è quindi l'intera dotazione annuale di quello che è un piano nazionale degli invasi solo per la Regione Veneto. Dobbiamo costantemente come consorzio di bonifica presentare dei progetti all'interno delle graduatorie sperando che poi possano essere accolti. Certo è che chiaramente è importante infrastrutturare il territorio per far fronte a un clima che cambia e devo dire in maniera sempre più veloce. Ci sono state delle priorità più importanti sicuramente in altri territori. Da lì in poi è partita sicuramente maggiore attenzione nei confronti della siccità, della questione idrica, però servirebbe veramente un grande piano Marshall, probabilmente a livello nazionale, anche molto più semplice, perché oggi i progetti che presentano i consorzi, poi il consorzio comunque lavori nel settore idrico dell'irrigazione, dura anni di istruttoria e ci vuole anni prima che effettivamente i soldi vengano calati a terra sul territorio. E invece credo che i consorzi di bonifica hanno dimostrato la grande capacità
di realizzare anche opere in tempi stretti, tant'è che siamo stati tutti all'interno di quelle che erano le scadenze imposte dal PNRR e ricordo il sistema della bonifica ha speso il 100% delle risorse che erano state assegnate. Sono stati fatti diversi interventi a livello nazionale, per quanto riguarda il Veneto tante opere, non prevedevano la realizzazione di invasi il PNRR, ma tante altre appunto investimenti per il risparmio irriguo, tipo le cosiddette conversioni irrigue, che è vero che non sono degli invasi, ma comunque permettono di risparmiare gran parte della risorsa e in alcuni casi fino al 60%, oltre che anche produrre energia, perché ci sono consorzi appunto che hanno realizzato anche centrali idroelettriche.